Fernando, eccoci, siamo su Calcio Napoli 24 per parlare anche di Antalyaspor Napoli. Tu, che fortunatamente sai parlare anche italiano e che sei stato una stagione in Serie A, ma che hai giocato dappertutto. Hai giocato in Brasile, in Italia, persino in Cina, sei stato in Russia, in Ucraina. Qual è il calcio che ti è piaciuto di più dal punto di vista del gioco e quello dove ti sei trovato meglio? Primo, grazie di voi siete venuti qua. Scusa se sbaglio qualcosa di italiano perché da tanto tempo che non parlo che no, però davvero vado a provare. In rispetto a tua domanda, è veramente andato in tante parti, è andato in Cina, in Russia, Ucraina, qui in Turchia adesso e penso che in, in questi paesi ogni paese ha la sua particolarità, no? In Italia ho disfruttato tantissimo, mi è piaciuto tanto perché era un sogno da piccolo che c'era io di giocare in calcio italiano e davvero giocare contro grandi squadre, questo è davvero bello. Poi in Russia è stato 3 anni, è stato anche bello perché lì anche io ho avuto un allenatore italiano, il Massimo Carrera, che era secondo allenatore Sì. in La Juve. Abbiamo venuto il campionato anche insieme. E qui in Turchia adesso sto disfruttando anche perché è una bella struttura, una bella città, abbiamo anche una buona squadra, quindi sono contento davvero da cosa hai fatto fino adesso. Cosa ricordi dell'Italia, dell'esperienza alla Sampdoria di quella stagione? Cosa ti è rimasto? Un ricordo che hai in particolare di quell'annata? Quello anno davvero è stato bellissimo. Io mi ricordo che è stato un anno e quando è arrivato la offerta della Russia io non volevo andare perché davvero Italia in tutto, no? In come si vive, come si gioca a calcio, davvero mi piaceva tantissimo. Anche la città che io stavo era proprio molto bella e come ho detto da stare giocando sempre con il meglio, questo era veramente molto, molto buono. Avvicinandoci ad Antalya-Napoli, in quella stagione giocasti ben 2 volte contro il Napoli, entrambe le partite da titolare. Cosa ricordi di quelle partite col Napoli? Qualche aneddoto, qualche momento che ci puoi raccontare, anche il clima che c'era allo stadio a Napoli? Io mi ricordo che il Napoli c'era una squadra fantastica, no? C'era Higuaín, c'era Voi li Koulibaly. fermaste con 2-2 di Sì, sì, monta. sì, sì. Io ho sofferto il penalty Sì, di 2-1, sì, ho sofferto io. Anche noi aveva una buona squadra, c'era Muriel che adesso è sì. all'Atalanta, Eder che ha giocato benissimo lì, e quindi io mi ricordo benissimo che era una squadra veramente fantastica, fantastica. C'era Alan, Ramsey, Higuaín, Insigne, Callejon, quindi era proprio una bella squadra e in particolare questo stadio è fantastico también. In casa non mi ricordo quanto è andato, però penso che abbiamo perso 2-0, 4-2. 4-2, 2-0, cosa così. Però, come ho detto, Italia per me è stata un'esperienza fantastica, in particolare queste 2 partite che abbiamo giocato contro una squadra che veramente giocava a calcio. Invece quest'anno stai seguendo il Napoli o il campionato, pensi davvero possa essere l'anno che può vincere lo scudetto per il Napoli? E se in Champions, che molti dicono è un Napoli lanciatissimo, che ha fatto un girone strepitoso, dove può arrivare secondo te? Secondo me il Napoli sta facendo una stagione bellissima, no? C'è una buona squadra, magari è la squadra che gioca più bello calcio adesso, forse sì. Ha giocato benissimo contro il Napoli l'ultima partita che ha giocato in Champions. Quindi il Napoli davvero c'è una buona squadra e da tanti anni che non lottava per il scudetto, penso che adesso è veramente arrivato per vincere magari. E tu sei un centrocampista di grandissimo livello e non posso che chiederti se secondo te il terzetto di centrocampo Zielinski, Lobotka Anguissa, quello titolare, viene detto da molti come uno dei migliori attualmente in Europa. Che ne pensi? Se magari
davvero tu che giochi in quel ruolo vedi un reparto completo con delle caratteristiche che fra di loro si sposano alla perfezione. Sì, il Napoli da ultimo anno sei stato specialista praticamente in questa posizione, no? Perché io mi ricordo che c'era Jorginho, Allan Hamsik e Hamsik. Alan. Questo era un centrocampo davvero incredibile Più perché forte questo o quello? è difficile perché tutti sono buoni giocatori. Io ero davvero un fan di questo centrocampo che c'era perché, a parte Alan che è mio amico, quindi io sono un po' più tendenzioso a quello centrocampo e anche Hamsi che stava in un livello incredibile. Jorginho dopo è andato e solo in, e ancora ancora giocato benissimo, quindi sono tre giocatori molto buoni, Zelinski che sta in nazionale, sta giocando in alto livello e lui è da tanti anni che è in Napoli anche, conosce molto bene, quindi è un bel centrocampo, sì. E poi c'è un giocatore che tu hai conosciuto in Cina e che adesso è nel Napoli. Avete giocato insieme al Beijing con Sì. Kim Min-jae. Cosa ti aspettavi questo exploit in così poco tempo, in così pochi anni, di arrivare nel Napoli, di essere protagonista in Champions League? Io quando sono arrivato in Cina c'era questo giocatore lì, no? Io ho guardato e ho detto, "Ma come un giocatore così, con tutto il rispetto al calcio cinese, però lui era da veramente un fenomeno veramente. Lui è veloce, tecnicamente intelligente, intende capisce molto bene come è la partita. Dopo lui è arrivato qui in Fene, è rimasto poco tempo qui in Fenerbahce, però davvero lui, per me, lui a parte che è mio Un amico tuo anche, amico. però è davvero un fenomeno. A me mi piace tanto, anche c'è Jesus, che anche è mio amico, Sì, abbiamo giocato in nazionale insieme, anche lui è un buonissimo giocatore, ha un'esperienza fantastica, ha giocato in Inter, Roma, Napoli, quindi anche lui è un bellissimo giocatore. a proposito di Kim, magari noi lo conosciamo soltanto da 4-5 mesi. Cosa ci vuoi dire del ragazzo, quindi del suo carattere, e della professionalità di questo calciatore? Como giocatore è spettacolare, come persona è fantastico, è un calciatore che lavora tanto, professionista e lui non è anche per questo che è in nazionale, giocando in mondiali in alto livello. Adesso è arrivato a Napoli, come tu hai detto, magari forse il calcio italiano non sapeva che era Kim Min-jae, però lui a parte que és meu amigo, que joga muito bem, benissimo, és una persona espetacular anche. Le ultime due ci avviciniamo ad Antalyaspor Napoli, Juan Jesus da una parte, Kim dall'altra. Oggi c'è una partita importante per voi, no? C'è Brasile-Corea. Manderai un messaggio ad uno dei due dopo la fine della partita? Se si mette bene? Aqui abbiamo Che- parlato 2 giorni fa, Ah, sì, abbiamo parlato, tra volta ci sentiamo sull'internet, è un giocatore, come ho detto, sono un fan di quindi tu lui. ci puoi dire come sta, perché sapevamo che era infortunato, eh? No, però non lo so, ha detto solo lui che io sono un fan di lui, sono un tifoso di lui, però questa sera no, questa sera spero che lui torni a Napoli per allenarsi e impensare il campionato, però scherzi a parte, lui è un giocatore che comunque è fatto benissimo e merita tutto quello che stai tendo, stai giocando benissimo in suo clube, stai in un alto livello, in nazionale anche, e lui è troppo giovane, quindi penso che lui tenga un futuro ancora brillante. E poi per chiudere, ringraziarti, è un amichevole, quindi possiamo scherzare un po' su Antalyaspor Napoli. Come finisce? Chi vince? Speriamo che il pareggio va bene, no? Ovviamente che il Napoli è su un livello molto forte. Sappiamo che oggi, la mia opinione, è una delle 3-4 squadre che meglio gioca a calcio in Europa, quindi eh, speriamo che sia una buona partita di preparazione per noi e anche per loro e aspettiamo che o noi vinciamo o un pareggio sta benissimo. Grazie mille, grazie Grazie a mille. voi.